Michele Frasson, direttore sportivo del Cavallino. Questa sera c'è la presentazione in grande stile, magari mancava da qualche anno, abbiamo parlato col capitano, c'è un po' di era diversa quest'anno a Cavallino, c'è entusiasmo, c'è voglia di fare bene. Esatto, veniamo da 2 anni fa una retrocessione, l'anno prima è stato un anno di ripartenza, un consolidamento l'anno scorso e quest'anno sicuramente vogliamo fare meglio dell'anno precedente. Ci sono 5 nuovi innesti, altrettante perdite, però siamo sicuri di aver alzato il livello tecnico della squadra. Michele, in campagna acquisti tante uscite e tante entrate, sei soddisfatto, perché ne abbiamo parlato prima, di come ti sei mosso sul mercato? Sì, siamo soddisfattissimi, sicuramente questa è stata una cosa voluta da parte della società e del mister. Assieme abbiamo voluto proprio mettere all'interno delle pedine che possono alzare il livello tecnico di questa squadra. Siamo contentissimi, poi sicuramente parlerà il campo. Ecco, il campo dice che quest'anno è un campionato molto equilibrato, di alto livello, però tante squadre puntano a far bene. Noi saremo sicuramente una delle squadre che punterà a far bene e pertanto ce la giocheremo assieme a tutti gli altri. Ecco, chiudiamo l'intervista con il classico dualismo, insomma, Cavallino Treporti è sempre un bel derby, è sempre un piacere essere insieme. E vincerà il migliore e sarà sicuramente un bellissimo derby. Bene, con questo chiudiamo l'intervista, grazie mille Michele e come sempre ovviamente un grosso in bocca al lupo per questo campionato che ormai è alle porte. Grazie a voi per essere stati qui e ci vediamo. Stefano Cavarderan, allenatore del Cavallino, terzo anno a Cavallino, non è la prima volta che sei stato a Cavallino, sei ritornato eccetera. Bene l'anno scorso fino a 3/4 di campionato, una piccola flessione finale, un po' di rammarico, quest'anno si parte con tanto entusiasmo. Sì, è vero, quest'anno vogliamo un po' riscattarci perché l'altro anno non è finita come volevamo, anche se bisogna riconoscere che abbiamo fatto lo stesso un buonissimo campionato. Appunto quest'anno c'è entusiasmo, abbiamo recuperato qualche giocatore, la società si è mossa per acquistare qualche giocatore che possa darci una mano e di questo sono contento e soddisfatto. Adesso dipenderà da noi, da come affronteremo questa stagione nel miglior modo possibile, con l'entusiasmo e la determinazione necessaria, perché questo serve. Ecco Stefano, da parte mia secondo me gli acquisti sono acquisti mirati, nel senso si tratta a prendere giocatori utili al vostro organico. Sì, è vero, abbiamo fatto un sondaggio per capire cosa ci serviva, abbiamo capito che ci servivano anche ragazzi di qualità ma anche di categoria, perché in questa categoria come ben sappiamo si lotta, pertanto abbiamo anche valutato questo e pensato di portare a casa quel tipo di giocatori. Ci sono tante squadre attrezzate. È vero, ho visto anche che c'è qualche ritorno di qualche allenatore importante che ci sarà, quella è una bella sfida, sicuramente alzeranno il livello e tutti dovremo dare il massimo per rimanere ad alto livello e questo è molto stimolante anche per me. Ecco, stasera è una serata di festa, è la presentazione della squadra e puoi già dirci qualche data, inizio della preparazione? Amichevoli. Sì, dai, questa sera è la presentazione della squadra, è giusto che sia così, anzi su un ambiente così è bello iniziare l'anno su un ambiente così, come si vuol dire, se buongiorno si vede dal mattino si presta una buona stagione e inizieremo ad allenarci dal 6 agosto sperando di essere tutti a disposizione, perché tu lo ben saprai che qua in zona campeggi c'è tanta gente che lavora, però dai, un po' alla volta ci mettiamo a posto anche con quelle cose là. Sì. Bene Stefano, adesso ti lasciamo ai festeggiamenti e chiaramente buon lavoro e buonissimo campionato da me, da Rezona TV, che come ogni anno vi seguiremo con passione. Grazie, voi fate un bellissimo servizio che a me piace tanto perché date risalto al nostro lavoro, anche se è un lavoro di piccoli dilettanti, ma è sempre interessante anche per tutti i movimenti
e anzi sono io che vi ringrazio di questo vostro servizio. Ecco, grazie. Ecco, grazie mille Stefano per le belle parole come sempre e a questo punto allora un grosso in bocca al lupo. Grazie, Creppi, grazie. Anthony Molin, capitano e bandiera del Cavallino, questa sera c'è la presentazione, tanti anni che sei qua, quest'anno si respira forse un clima diverso. Allora, diciamo che negli anni passati, prima del Covid, c'era sempre un clima che a Cavallino si puntava sempre a stare tra le prime tre del campionato, soprattutto in prima categoria. Poi dopo il Covid saranno passati allenatori, e magari un po' di deficit economico, diciamo che si respirava un po' di aria un po' diversa, nel senso che si doveva salvare la squadra. Dall'anno scorso si cerca, soprattutto nei giovani, di applicare una mentalità di dire dobbiamo cercare di stare tra le prime quattro della classifica. Quest'anno la mentalità è quella di migliorare il risultato dell'anno scorso, quindi per migliorarlo bisogna stare ovviamente tra le prime tre, perché essendo arrivati quarti bisogna migliorarlo. Per migliorarlo però non bisogna pensare di essere i più forti, bisogna ragionare con la mentalità di dire dobbiamo essere squadra, soprattutto in una categoria come la seconda che con l'ultima, con la prima, bisogna lottare dal primo al 100° minuto. Ecco, è stata una sessione di mercato importante a Cavallino, tante uscite ma anche entrate importanti. Entrate mirate secondo me, abbiamo cercato col DS, col mister, che ci siamo praticamente tutti i giorni, di puntare su ragazzi che erano già all'interno di un gruppo che sapesse già quello che venivano a fare qua. Quindi secondo me abbiamo puntato su dei bravi ragazzi che faranno sicuramente bene con noi. Ecco, possiamo dire tranquillamente che il Cavallino quest'anno vuole ripetere la stagione passata, dicevi prima giustamente anche migliorarla, la concorrenza però non manca. Assolutamente no, anche perché allora si sa, ad agosto tutti vincono i campionati, a parte Ponte Crepaldo che l'ha fatto anche sul campo e dopo sì, si cercherà di stare sempre tra le prime quattro in classifica. Bisogna anno in anno far entrare la mentalità ai ragazzi e dire dobbiamo stare tra le prime quattro in classifica, punto. E quindi sì, bisogna giocare sempre per vincere. Dopo, se si fa anche un campionato in testa, non si disdegna, ecco. Ecco, la chiudiamo con una battuta, Anthony, ci conosciamo da una vita e mi permetto di farlo, è l'anno mi sembra che ti sposi anche quest'anno, Sì. quindi magari sarebbe un bel regalo. Sarebbe un doppio regalo, ecco, matrimonio e campionato sarebbe proprio un bellissimo coronamento. E allora da parte nostra, Anthony, da me, da Zona TV e da tutto il calcio San Donato Portone Treviso, tanti auguri per il tuo matrimonio e chiaramente un buonissimo campionato. Altrettanto a voi e a tutte le squadre, un buon campionato a tutti.